E siamo ai motori. Tony Mulek, uno dei più forti piloti di enduro e motocross sulla sabbia in Europa, ha conquistato la Bibbione Beach Motor Race. Lo sloveno vince anche la Flash Race, novità 2014, della gara di Bibbione. Vediamo il servizio di Marco Agileri. Grande spettacolo a Bibbione nonostante le condizioni meteo avverse. Domenica 23 marzo con uno degli appuntamenti più attesi nel nord Italia con le due ruote tassellate sulla sabbia. La Beach Motor Race, una gara organizzata dal Motoclub Bibbione, valida per il campionato Alpe Adria Trofeo Nord-Est e il campionato regionale di Enduro Country, che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più forti specialisti italiani, austriaci e sloveni. La gara di 4 ore a coppie e marathon, partita alle ore 10 da Piazzale Zenit, è stata interrotta per un violento acquazzone dopo un'ora e mezza di gara, ripresa della competizione con la decisione del direttore di gare di accorciarne la durata da 4 a 3 ore totali. Un percorso ostico di 3,4 km con passaggi tecnici e molto veloci, un tracciato di gara molto apprezzato dai piloti nonostante la difficoltà di correre su un fondo sabbioso e bagnato. Cavalcata vincente, vittoria assoluta dello sloveno Tony Mulek, uno dei più forti piloti sulla sabbia d'Europa, che da solo ha avuto la meglio sulla coppia di specialisti composta da Nicola Recchi e Mattia Buso. Sul terzo gradino del podio Roberto Pievani assieme ad Andrea Belotti. Da segnalare l'ottimo quarto posto tra i marathon del friulano Vanni Cominotto, reduce dalla vittoria nel mondiale FIM all'Italian Bahia. Quinto posto per il campione europeo Maurizio Micheluz, in coppia con Davide Beggio. Tra le classi, nella unica vittoria di Buso e Recchia davanti a Micheluz e Beggio secondi. Terzo posto per la coppia Ornella-Fantin. Nella oltre vincono Pievani e Belotti davanti alla coppia del Motoclub Bibbione Zamparo e Buttò. Terzi, compagni di squadra Bettina e Zaccheo. Nella E1 sul gradino più alto del podio Gianfranco Crivellari e Nicola Rossi. Al secondo posto Fanna e Novello del Motoclub Manzano. Al terzo posto Dimitrius e Michele Tecli del Sabbiadoro. Tra i marathon vittoria di Tony Mulek davanti a Vanni Cominotto a suo agio sulla Yamaha VR 450. Terzo posto per l'austriaco Salbrecher. Gran finale con la novità 2014 della Bibbione Beach Motor Race, la Flash Race, una gara nella gara con i migliori piloti a sfidarsi con brevi batterie ad eliminazione e la finale di 12 spettacolari minuti molto apprezzata dal pubblico. Ad aggiudicarsi il montepremi ed il titolo di re della sabbia ancora allo sloveno Tony Mulek. I giovani Nicola Recchia e Mattia Buso completano il podio rispettivamente al secondo e terzo posto della Flash Race. Domenica 30 marzo ancora motori protagonisti sulla sabbia di Bibbione con il campionato italiano Supermare Cross ed il campionato italiano Supermare Quad Cross.